Siamo davanti all'ex Palazzo della Ferrovia, un palazzo Liberty stupendo che adesso è nelle mani della regione. Sì, abbiamo preferito rinunciare a molti palazzi, a molti edifici che avevamo in affitto per acquistare questo palazzo, per tanti motivi. Dal punto di vista economico, per privilegiare la spesa per investimenti invece che la spesa corrente. Dal punto di vista pratico, per agevolare tutti i cittadini, dai sindaci ai semplici cittadini che hanno bisogno di incontrare gli uffici della regione, di interloquire, e avere a disposizione una sede comoda senza la dispersione in tante frazioni che avveniva precedentemente e in un luogo assolutamente facilmente accessibile. Oltretutto abbiamo recuperato un palazzo per molti versi significativo, unico. Altra cosa, abbiamo mantenuto nel cuore di Venezia, nel centro storico di Venezia, un'attività importante per la città.